Va bene, allora praticamente questo è quanto ho già annunciato in relazione ed è la soluzione che pensiamo sia più indolore e meno intrusiva e come dire, che vada a interferire sull'impianto maggioritario e bipolarista di questa legge elettorale, e cioè togliamo quell'esplicita descrizione che dice che i candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali, che tra l'altro è esclusivo della nostra legge elettorale regionale e non si trova presente in alcuna delle altre. Quindi permetterebbe al candidato presidente di potersi iscrivere anche in una lista circoscrizionale e correre la sua campagna elettorale sia come presidente ma anche come consigliere nel caso non venisse eletto. E appunto per specificare proprio questo il 4 ante quater 01 va a specificare che se invece accade che il candidato presidente, che è anche candidato consigliere in una lista circoscrizionale, viene eletto o gli viene assegnato d'ufficio un posto come consigliere, allora nel caso che sulla lista circoscrizionale avesse un numero sufficiente di preferenze per stare davanti a qualcun altro, quella posizione verrebbe scalata dal successivo classificato.